Bentrovati amici, purtroppo sempre più spesso si hanno diagnosi di SLA, questa malattia ormai piuttosto conosciuta dai più. La nostra trasmissione oggi si intitola SLA, solo lui può aiutarci. Don Bucolo, grazie, siamo qui. Che senso vogliamo dare a questa nostra trasmissione, ma soprattutto a questo titolo? Allora, oggi abbiamo una storia folle di una coppia che vediamo sono in collegamento Skype da Siracusa. Abbiamo qui Delia Catania e Salvatore Bisicchia, i quali vivono nella carne, lo vediamo ma l'ha appena accennato, la SLA. Noi sappiamo che SLA è l'acronimo di sclerosi laterale amiotrofica, solo che loro, nella loro follia, perché ci vuole solo follia, a questo acronimo hanno dato proprio il titolo di questa trasmissione, dove S sta per solo, L sta a lui, poi c'è il può e aiutarci, cioè solo lui può aiutarci. Chiaramente detto da loro, da chi vive nella carne, questo ha un sapore, ha un gusto diverso, per questo ho pensato opportuno ascoltare questa bellissima testimonianza che casualmente, ma poi casualmente non è mai, c'è sempre una diagidenza, ho conosciuto per capire in che senso nel dramma della SLA solo Dio può aiutarci, per cui passerei subito a loro la parola. Sì, Don Bucolo, certo. Salvo, intanto grazie per essere qui con noi. Immagino che quando è arrivata la diagnosi della malattia la sua vita è cambiata di colpo. Come ha preso la notizia di questa malattia e come è cambiata la sua vita? Buongiorno e grazie per questo. Alla diagnosi è stato tanto sconforto e mi chiedevo perché proprio a me. Questa domanda avrebbe avuto anni dopo una risposta. Ecco, dobbiamo dire che Salvo ci sta parlando attraverso un computer, lo vedete, ha un monitor di fronte. Delia, invece per lei come è stato a prendere questa malattia, la diagnosi? Il percorso che ha portato alla diagnosi è per te. Step che ti fanno prendere nel tempo consapevolezza di quello che poi sarà la vita. E bisogna fare pace con tante idee, con tanti pensieri, ma la prima cosa innanzitutto è imparare a fare conti con una quotidianità che man mano ti lascia da sola fisicamente. Ecco. Perché man mano dalla diagnosi poi all'aggravamento della malattia c'è tutto un percorso che comporta l'abituarsi, il dover abituarsi ad affrontare molte quotidianità che prima magari si affrontavano insieme da sola. Quindi posso dire che dalle prime fasi della malattia è stato importante acquisire questa consapevolezza, imparare a far pace con l'idea di rimanere almeno fisicamente da sola. Questa è la prima cosa importante a cui bisogna abituarsi man mano che i vari accertamenti ti fanno capire quello che succede e quello che succederà nel tempo. Don Salvo, stiamo sentendo questa testimonianza di Salvo e Delia, una coppia che ha ricevuto questa diagnosi, di colpo la loro vita cambia e Delia ci sta raccontando la prima cosa da fare è proprio accettare la condizione, prendere atto di quello che sta accadendo nella loro vita. Ecco, la vita può cambiare veramente, sembra un luogo comune, però la vita può davvero cambiare da un momento all'altro. Che cambia perché, vedete, c'è una dimensione molto importante nella relazione che è il corpo. Ecco, il corpo non è solo uno strumento, il corpo non è soltanto un elemento marginale, il corpo è parte fondamentale della nostra relazione con gli altri, no? Per cui giustamente Salvo e Delia si trovano in questa nuova realtà in cui uno dei due coniugi, in questo caso Salvo, si trova con un corpo che non risponde più ai suoi comandi, ha un corpo immobile sul letto, per cui va a toccare fortemente la loro relazione d'amore e quindi chiaro c'è un cambiamento, però in questo cambiamento loro sperimentano che cosa? La forza del loro amore, il fatto che
comunque Salvo si trovi, Salvo rimane sempre mio Salvo. Comunque Delia si trovi ad affrontare questa situazione, lei sarà la donna della mia vita, quindi un cambiamento sì, molto grosso, sostanziale, non indifferente, che però dà una, potrei dire, una bellezza alla loro relazione, al loro modo di essere, in questo caso coppia, di essere famiglia. Tutto è cambiato però non solo al momento della diagnosi, ma c'è una data che Salvo e Delia, ma soprattutto Salvo, ci tiene a sottolineare, a raccontarci, il 20 gennaio del 2023. Cos'è accaduto a Salvo e di conseguenza anche a Delia? Salvo. Quel 20 gennaio ero ricoverato al Policlinico di Catania per un ricovero ordinario che prevedeva l'intervento di tracheostomia e prima ebbi delle crisi respiratorie e problemi cardiaci che resero necessaria la messa in coma farmacologico. Mentre accadeva tutto ciò e mentre avevo parametri non compatibili con la vita, una voce dal cuore mi diceva: se non preghi muori. E così iniziai a pregare incessantemente. Era la misericordia di Dio. Delia, quindi stiamo sentendo bene, Questo no? Cosa è successo? Salvo ha sentito una voce che gli diceva: se non preghi muori. Salvo era in coma. Delia. Salvo sì, stava già entrando in coma in quel momento. Questo è quello che lui ha vissuto dal suo punto di vista. Dal mio è successo qualcosa di diverso. Io mi sono trovata un'osservatrice in diretta delle manovre di rianimazione che sono state fatte dall'equipe di rianimazione del Policlinico di Catania, guidati dal dottore Matteo Schizano. In quel momento quei medici sono stati i nostri angeli sulla terra, guidati e anche dalle loro mani esperte e anche dalla mia preghiera incessante a San Sebastiano, santo a cui Salvo è stato sempre devoto e che in quel momento si è dimostrato essere suo protettore. E in quel momento, quando ti trovi inerme a dover assistere indirettamente a delle fasi così delicate, io aspettavo fuori dalla terapia intensiva dove Salvo era ricoverato e mi sentivo andare il mondo addosso e invocavo incessantemente San Sebastiano, quasi in maniera quasi inconsapevole. Ripetevo sempre: San Sebastiano, pensaci tu, San Sebastiano, pensaci tu. E adesso apprendo a distanza di tempo che in realtà San Sebastiano ci stava rispondendo tramite quella voce che Salvo sentiva, che io ritengo essere la sua. Salvo non riconosce quella voce come essere di qualcuno in specifico, in particolare, ma io dentro di me sento che quella era la voce di San Sebastiano che rispondeva alle mie preghiere accorate e disperate in quel momento, perché il mondo crolla completamente, crollo di certezza, e in quel momento ho avuto la mia risposta, cosa che poi ho preso dopo. Delia, ma siete una coppia di fede, insomma, voi credevate in Dio oppure tutto è iniziata, la vostra conversione è iniziata da questo episodio? La nostra fede c'è sempre stata. Ammetto che non era così forte come adesso. Salvo ha avuto sempre la propria fede in Dio e in San Sebastiano in modo particolare. Dobbiamo però, e mi faccio anche portavoce di Salvo, dobbiamo però ammettere una cosa. La nostra fede è stata sempre una fede normale, ecco, credere in Dio nel rispetto dei sacramenti, essere delle brave persone, ma all'atto della diagnosi qualcosa è scricchiolato. La classica frase "perché proprio a me" è tuonata nei nostri cuori e abbiamo avuto un momento di ribellione nei confronti di quel Dio da cui tanto ci aspettavamo, da cui ci aspettavamo una vita felice per la quale stavamo lottando fino a quel momento. E sentiti traditi, come anche umano che sia, ma nel tempo abbiamo avuto le nostre risposte e tutto quello che ci stava succedendo aveva uno scopo, aveva un motivo
che sentiamo di volere divulgare oggi, adesso qui insieme a voi. La domanda: qual è questo scopo? La domanda che abbiamo avuto sempre in mente, perché proprio a me l'abbiamo intesa un po' come una punizione, ma in realtà non è così. Non è una punizione, perché non è Dio che vuole la nostra infelicità. Dio ci può sostenere, come ha sempre fatto dall'inizio, soprattutto quando ci sentavamo soli senza di Lui, in realtà ci stava in braccio e ci stava aiutando a caricarci di questa, chiamiamola croce, sì, adesso non la intendiamo più croce, ma ci ha aiutato a caricarci di tutto quanto abbiamo iniziato a vivere 5 anni fa e che continuiamo a vivere adesso e che, devo ammettere, è anche più leggero rispetto a prima. Può sembrare un paradosso, ma è così. Don Salvo, stiamo ascoltando una testimonianza veramente molto forte, una coppia giovane, li vediamo, 5 anni fa si manifesta la SLA. Di colpo il mondo sembra crollargli addosso, no? E poi il sentire questa voce, ecco, che considerazione possiamo fare? È importante sottolineare quanto Delia ma anche Salvo hanno sottolineato. In realtà Salvo e Delia sono stati sempre gente di fede cristiana, solo che questa malattia è diventata per loro un momento di passaggio importante da una fede che abbiamo ricevuto, da una fede che è diventata nostra, la nostra fede, una fede che li tocca nella loro intimità, quindi non una fede esterna, non una fede tradizionale, non una fede di noi che siamo italiani, cattolici, è normale credere, no, una fede nostra nel senso più forte del termine, che viviamo nella nostra concretezza. E questo li porta a vivere, ed è pazzesco, ma com'è la vostra vita? Il fatto che Delia dica più leggera è perché paradossalmente questa situazione ha dato un gusto straordinario alla loro vita. Chiaramente chi è esterno a loro potrebbe dire: ma sono folli, appunto sono cristiani. Proprio perché sono cristiani sono folli. Perché il cristiano entra nel cuore e questo li porta ad avere questa voglia di vivere, per cui possiamo dire loro sono passati da uno step della forza dell'amore, perché in fondo l'amore li ha sempre contraddistinti, a tal punto che mentre Salva aveva questa situazione, lei si trovava in ospedale ad aspettare dall'altra parte, al piano della fede, che non fa nient'altro che rendere più meraviglioso il loro amore. Ma si vede dal loro volto, si vede dalla loro presenza, si vede soprattutto dal fatto che sono l'una accanto all'altro, perché i loro corpi sprizzano l'amore, ma soprattutto l'amore di Dio. Eh sì, certamente nella difficoltà e nel dolore sicuramente si sperimenta ancora di più l'amore di Dio e loro ce lo stanno testimoniando. Andiamo in pubblicità, poi continueremo a parlare con Salvo e Delia, perché Salvo ha anche altro da raccontarci, vedremo. A tra poco. Eccoci, stiamo parlando con Salvo e Delia 5 anni fa, la malattia di Salvo, la SLA, ma questa coppia ci racconta che per loro la SLA è solo lui può aiutarci. Hanno coniugato questo termine anziché della SLA, che come sappiamo è la malattia che affligge Salvo. Salvo, quindi abbiamo detto che il 20 gennaio del 2024 lei, mentre era quasi in coma, sente questa voce che gli dice: se non preghi morirai. Da lì cosa succede? Com'è cambiata la sua vita? La mia vita è cambiata perché il Padre si è rivelato nella sua infinita bontà. Salvo, grazie a quella mano tesa dal Padre, ha capito che Dio c'è ed è per tutti. Basta aprire il nostro cuore a Lui, ecco perché solo Lui può salvarci. Da allora, o meglio da quando ho ripreso coscienza,
Dico sempre a tutti che la preghiera mi ha salvato e lo faccio con i mezzi che ho a disposizione, i social e attraverso un libro che è in fase di ultimazione. Nel mio piccolo riesco a dare speranza e forza a tante persone che mi ringraziano privatamente. Credo sia questa la risposta alla domanda perché proprio a me. Delia, e di contro la sua vita come è cambiata accanto a Salvo? La nostra vita in questi anni è cambiata, è vero. Dopo una prima fase di adattamento e dopo la fase clou dello scorso anno, dopo tutto quello che è successo, mi permetto di dire, anzi oso dire, che la nostra vita è cambiata in meglio, perché da quando Salvo si è risvegliato dal coma è stata tutta una ripresa, parametri vitali pienamente compatibili con la vita, e posso dire che adesso Salvo sta bene, riesce a condurre una vita pressoché normale con tutti gli ausili che gli sono necessari per la sopravvivenza, e quindi posso dire che in questo anno, da 4 anni a questa parte, in questo anno la nostra vita è anche cambiata in meglio. E essere marito e moglie ha un gusto un po' diverso e comporta tante cose. Stiamo vedendo una foto in cui c'è Salvo con una bella torta. Questa foto quando è stata scattata? Allora, questa foto è stata scattata lo scorso 16 febbraio. È stato un forte desiderio di Salvo fare una festa per festeggiare il suo ritorno alla vita, e quella data è anche coincisa con la data delle dimissioni dal Policlinico. È stato dimesso il 14 febbraio del 2024 e quindi ha voluto fare una festa per celebrare il suo ritorno alla vita e testimoniare ulteriormente quello che Dio ha fatto per lui in quei frangenti. È stata una festa e anche una testimonianza. Don Salvo, certamente le parole di questa coppia ci interpellano profondamente, perché sappiamo come, ecco, qui stiamo vedendo altre foto, c'è l'arcivescovo accanto a Salvo, insomma sono scene anche di vita quotidiana. Sono tantissime le persone che hanno delle malattie molto invalidanti e la SLA lo è certamente. Chiedere, appellarsi al diritto all'eutanasia, chiedono di poter morire perché non si sentono utili, sentono che quella non è vita, anche i loro familiari spesso sono d'accordo con loro. Ecco, qui abbiamo la testimonianza di 2 persone che ci dicono tutt'altro. Esatto. Mi danno conferma di qualcosa che io imparo molto dai medici. Io non sono medico, no? Ed del fatto che noi pensiamo che il medico sia colui che soltanto si occupa della salute del corpo, che è importante. Però è anche vero che i medici dicono che quando una persona sta bene dentro, cioè ha la pace dentro, ha la voglia di vivere dentro, ha quella, possiamo dire, quella serenità interiore, questo si manifesta anche nel corpo e nella salute del corpo. In questo momento, giustamente Delia lo ha sottolineato, cioè tutti i parametri tutto ok, lui è tranquillo, sta bene, perché chiaramente trovando in questo caso la pace ha un nome, Gesù Cristo. Non a caso quando Gesù risorto ai suoi, la primissima parola dice pace a voi, siccome lui ha Gesù Cristo dentro di sé, ecco, questa è la migliore terapia per affrontare queste difficoltà della vita, che ci sono, ci mancherebbe altro, non è, però lo si vive con serenità. Per questo loro lo dicono, ma lo dicono non perché lo devono dire o perché magari se ne vogliono fare una ragione. Loro sperimentano, la nostra vita è cambiata in meglio, lo sentiamo, lo percepiamo e non possiamo non dirlo. Ecco perché l'essere qui in questo programma televisivo è un modo, un canale, ma Dio sa se poi ne servirà a tanti, è il fatto che lui, Salvo, sta scrivendo un libro. Perché? Per annunziare che è possibile stare bene, cioè la mancanza della salute del corpo non toglie quella voglia di vivere e in questo caso quella voglia di essere coppia, innamorata come il primo giorno. E di questo io dico, rimango senza parole e dico wow, quante cose il Signore può fare nella vita di 2 persone
che sono veramente stramate dal Signore. E qui stiamo vedendo il giorno del loro matrimonio, una coppia felice, che certamente in quel momento non poteva mai pensare che avrebbero dovuto affrontare una malattia, la malattia di Salvo. Ma Salvo, prima di andare in onda, insomma, io ho cercato di parlare con loro due, mi ha colpito profondamente una frase che Salvo mi ha detto, sempre attraverso il computer ovviamente, mi ha detto: la vita è bella, è cambiata, da quando lui si è ammalato è cambiata, ed è ovvio, lo vediamo tutti, ma è comunque bella, io sono contento di vivere. Questa frase a me ha fatto un certo effetto. Perché? Perché appunto le cronache dei giornali sono piene di persone che invece dicono esattamente il contrario: questa vita è impossibile da vivere, questa vita è solo sofferenza, anche per malattie meno invalidanti, quella di Salvo. E quindi che Salvo mi dica questo e che tutto ciò è arrivato dopo l'aver sentito fortemente l'amore di Dio nella loro vita, e insomma certamente lascia senza parole. Perché chiaramente c'è anche la presenza straordinaria di Delia accanto a lei. C'è una frase che gli sposi e che loro hanno detto il giorno del loro matrimonio: prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore. È chiaro che c'è una situazione di dolore, non vogliamo nasconderla, non vogliamo dire non è nulla, ma il fatto che Salvo si sente fortemente amato da Delia e Delia si sente pienamente amato da Salvo, lo sanno, anche se non possono scambiarsi quell'intimità che è fondamentale della vita di coppia, attenzione, ma percepiscono forte quest'amore. È proprio quest'amore coniugale, sponsale e consacrato nel sacramento del matrimonio che dona loro la bellezza della loro vita, e che non è ovvio, attenzione, non è scontato che due coniugi si sposano anche nel dolore del sla. Quindi loro, attenzione, vogliono presentare una possibilità, non vogliono, io li ho incontrati già una volta e sono di una umiltà, di una semplicità pazzesca. Loro non vogliono vedere noi siamo bravi, noi siamo forti, loro vogliono soltanto dire: noi viviamo questo, vogliamo aprire una possibilità, e forse vogliono dire a tutti: se riusciamo noi, perché non potreste anche voi? Se noi viviamo questo, pensate che siamo supereroi? Che abbiamo chissà quale forza? Siamo due persone come gli altri, due persone che ci amiamo, due credenti che crediamo che l'amore è amore, a maggior ragione in questa condizione. E c'è un messaggio che sono certa che Delia e Salvo hanno piacere che venga qui rilanciato a queste nostre emittenti, e cioè Salvo vuole chiedere un assistente spirituale al lato delle cure palliative, e che ci sia una convenzione tra la curia e l'ASP. Delia, vogliamo spiegare questa vostra idea, questa vostra richiesta, perché una persona che è ammalata non ha bisogno solo delle cure e palliative, per giunto in un certo periodo della sua esistenza, ma ha anche bisogno di un'assistenza spirituale. Ecco perché questa convenzione tra ASP e curia. Si tratta di un tema veramente molto delicato che Salvo ha sollevato, ha anche inviato delle mail a chi di competenza. Su richiesta dell'interessato sarebbe opportuno che insieme al team delle cure palliative, che si adopera e che si presta tantissimo nella cura e nell'assistenza di Salvo e empatico, sarebbe anche bello in automatico affiancare anche un assistente spirituale che possa stare accanto al malato e anche al caregiver, di chi se ne prende cura, in modo che si possa avere anche un'ottica, una prospettiva anche un po' diversa rispetto a quella medica, che è quella che il team delle cure palliative offre. Chiaramente si tratta di una richiesta molto delicata e che il team delle cure palliative si aspetta che la richiesta venga direttamente dalla famiglia, ma sarebbe bello anche che in automatico la figura dell'assistente spirituale iniziasse l'assistenza insieme al team medico,
perché a mio avviso, e secondo anche la sensibilità di ognuno, è una figura che secondo me non può prescindere. Perché vivendo l'esperienza delle cure palliative, che per noi sono, almeno il team delle cure palliative per noi è diventato fondamentale, fa parte della nostra famiglia, viviamo un'esperienza puramente medica, l'aspetto medico, l'aspetto assistenziale, eccetera. Ma tutto questo non può prescindere da un assistente spirituale che possa aiutare ad accettare una realtà nuova. Noi l'abbiamo fatto autonomamente, Salvo lo ha fatto autonomamente, abbiamo imparato da soli ad accettare determinate cose. Siamo circondati da figure molto importanti per noi, tra le quali anche Padre Bucolo è stata una recente acquisizione, però sarebbe bello che la ricerca non dovesse partire direttamente dall'interessato. Cerco io chi voglio avere accanto. Vorremmo che la figura fosse automaticamente affiancata alle altre figure mediche del team delle cure palliative. Grazie Delia. Sarà poi. Grazie Delia, siamo quasi in chiusura, però vorrei di nuovo dare la parola a Salvo e poi a Don Bucolo per le conclusioni. Salvo, ci regali qualche altro suo pensiero, qualche altra sua, come dire, esperienza in questo momento? Un messaggio lo vorrei dare a tutte le persone che si trovano nello sconforto e nella sofferenza. Ricordatevi che non è Dio che ci manda la sofferenza, anzi è proprio Lui che ci può aiutare e sostenere nelle difficoltà. È Lui la nostra forza ed è Lui la nostra certezza. Basta aprire il nostro cuore e affidarci a Lui che è un Padre buono. Abbiamo la fortuna di avere un Padre e una Madre celesti che ci amano e vogliono solo il nostro bene. Esatto, ed è proprio quello che diceva anche Delia. In conclusione, Don Salvo, cosa possiamo dire? Io dico semplicemente che siete straordinari perché con questo appello forte, deciso, ma anche, penso, un sacrosanto diritto che ci sia in modo strutturale un'assistenza spirituale in queste situazioni, ecco, questo diventa fondamentale, perché in fondo è anche il titolo di questa trasmissione, ma anche il vostro titolo. Solo Lui può aiutarci, ed è chiaro, la figura dell'assistente spirituale diventa fondamentale. A voi il Signore, è vero, ha dato la grazia di arrivarci da sole, siete straordinari, ma chissà quante coppie, quante famiglie si trovano da sole, magari non hanno quella sensibilità, gli mancano dei pezzi, non è importante, ma la figura dell'assistente spirituale li porta a fare quella scoperta di cui voi ne siete un esempio concreto. Per questo io spero che questo vostro appello, rivolto alla curia e alla Chiesa, possa diventare una realtà. Questo lo spero e ci prego anch'io sopra insieme a voi. Ed è così che la SLA, da acronimo di malattia, diventa Solo Lui può aiutarci. Noi ringraziamo veramente, mandiamo un caloroso abbraccio a Salvo e a Delia. Grazie Don Salvo Bucolo, noi ci rivedremo la prossima settimana. Grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.